Buongiorno da Taglio di Po, rubrica Gusto Polesine. Stiamo cercando un pochino i locali che si stanno distinguendo per offerta, anche per originalità nel nostro territorio, e siamo davanti a Porca Vacca. Siamo fronte Romea, un ristorante affiancato a una macelleria, che è un po' una novità per il Polesine. Mentre in altre parti d'Italia è più o meno una prassi riconosciuta, perché si garantisce la freschezza della carne fresca, della carne di qualità, affiancata appunto a un ristorante, e questa è la caratteristica fondamentale. Adesso andiamo a scoprire un pochino di segreti dello chef Antonio, di una delle titolari Katia, e cerchiamo di carpire anche qualche segreto di questo ristorante. Qui praticamente testiamo le carni della nostra macelleria di sotto. Quindi la qualità è garantita anche dalla freschezza del prodotto, che direttamente dalla fabbrica al consumatore. Esatto, e poi sono comunque carni sezionanti e sempre molto attenti alla qualità della carne. Con lo chef Antonio qua siamo davanti a un pezzo importante. Che carne è questa? Questa è una tagliata di Black Angus, Che è una carne argentina? esatto. Adesso la facciamo, all'incirca sono 750 grammi. E Questa invece è il il brodo. consiglio da chef: come si prepara una carne così? Questa qua si prepara al sangue o media cottura alla griglia, scalofata o rucola grana, se no solo con olio, sale e pepe.